siamo pronti per lo Un scambio. momento, sta arrivando. Ok, capo. È assai che non ci vediamo. Oh, qua sei! Quanto tempo! Come va? Avanti che Dio un altro giretto ci ha concesso. A quanti siamo? Ma una ventina, una cosa di queste. Non capito. Ma sta parlata, perché parliamo così? Che da quando ci abbiamo lo Spirito Santo parliamo tutte le lingue del mondo, lo capisco. Ma questa cos'è? Un volgare, mi pare. Può essere. Ah! Hai visto? Sì, un volgare, vieni, e che ci serve per il posto dove stiamo andando questa lingua. Questi possono essere. Andiamo. E qui dove siamo? In questo posto terribile. Qui siamo nell'antinferno dell'uomo. Ah, un classico. Ignavi? Più o meno. Questi sono gli omertosi. Gente che sa, vede, conosce e sente il male, ma si volta dall'altra parte. Non sono degni di avere rispetto neanche dell'inferno. Dai, andiamo all'inferno. E siamo al primo girone. Lo chiamano la Vucceria, il girone dei golosi. Vucceria vuol dire frastuono, baccano. È il girone più simpatico, sarei dire. Qui si mangia di tutto, si beve e ci diverte fino a notte fonda. Buone, sembrano buone queste cose. Cosa sono? Qui le chiamano sticchiole, carne di crasto, un po' di carne animale insomma, viscere, cozze, polpo, ricci di mare, panelle, crocchè, un po' di tutto insomma. Panino con la mirza, panicameusa si chiama. Ah, buono. Buono, questo è buonissimo. Bello. Dante! Minchia Dante, sei tanto bravo a scrivere, ma ogni volta mi sviene come la femminuccia, mi sviene. Oh, finalmente ti sei svegliato. Qui siamo al girone dei lussuriosi. La favorita. Qui si viene per l'amore carnale, va. Ah, ho capito. Ma Issu, ma quelli non l'abbiamo visti al girone dei golosi, alla Vucceria. Vedi, compare, ti spiego una cosa. Qui le anime non sono vincolate al proprio peccato, godono del libero arbitrio. Significa che ognuna ha il modo di scegliere dove stare. Ognuno è Dio e demonio di se stesso, non c'è un Dio o un demonio che gestisce le cose. E questa è la più grande libertà, ma anche la più grande maledizione di questo posto. Schifio. E siamo alla più nera fra le macchie di questo paese. Non mi va di dirtelo, neanche mi va di parlarne. Troppo schifo. Fammici parlare. Tu chi sei? Don Totò, su. E che cosa fai qui? Io
vero tutto lo schifo che faccio ogni giorno. Giri di prostituzione, i picciriddi si drogano per me. Le persone che soffrono per me. Io sento le grida, le sofferenze, le tutte. Ma perché non te ne vai? Perché me ne fotto. E poi poco mi piace. Ma almeno sei felice. Fatti. Una volta che entri in questi giri, stringi un patto di sangue. È difficile uscirne. E quel tipo lì chi è? Non l'abbiamo visto prima. Quello è un pentito. Stava condotto prima, siamo nel purgatorio. Andiamoci. Che sta facendo? Sistemo il mio giardino. Tutti lo dovrebbero fare prima o poi. C'è ancora tanto lavoro da fare. Ma siamo qua per questo. E chi si sono? Ma questi sono un gruppetto del tutto singolare. Da un lato, i pentiti di essere partiti, lavoratori, studenti, andati via al nord, all'estero. Dall'altro, i pentiti di essere rimasti. Il tipico siciliano vive così, fra un fortissimo desiderio di evasione da questa prigionia che gli rappresenta la sua terra, e al tempo stesso un immenso sentimento di amore per essa, per i suoi colori, i suoi sapori, i suoi odori. Pochi riescono a conciliare questo dissidio dentro di sé, fra claustrofobia e claustrofilia. Tutti gli altri, beh, bazzicano tutti qui. Andiamo in paradiso. E qui, amico mio, mi sa che dobbiamo salutarci. Noi almeno le nostre regole dobbiamo rispettarle. Lo sai che io nei paradisi non ci posso accedere. Ma sai anche con chi ti tocca stare adesso. Che cavolo, a lei la vedo sempre in paradiso ormai. Anch'io sono felice di vederti, mio caro. Beatrice? Mi raccomando, trattamelo bene. Non c'è sto rischio. Al prossimo secolo, cucì. Buon viaggio, ragazzi. Vieni, ti mostro le bellezze di questo luogo. Questo paradiso è pieno di bellezze artistiche e naturali. Lo vedo. Ma vieni, ti mostro la gente che vive qui. Ecco, qui è il luogo degli artisti. Guarda lì, Renato Guttuso che sta dipingendo il famoso quadro della Vucceria. Ah, sì, il girone dei golosi. Guarda, Antonello da Messina, il famoso pittore. E lì c'è Pirandello, lo scrittore. E quelli chi sono? Ci sono anche dei lavoratori onesti qui, pochi ma ci sono. Questa è gente che rischia ogni giorno la pelle pur di stare qui. Comunque secondo me io sono molto più figo. E quei tizi laggiù in fondo. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati che hanno lottato per il nostro paese, eroi. Così come Don Pino Puglisi e quel ragazzino laggiù, Peppino Impastato. Beatrice, questo posto è bellissimo, ma è così vuoto. Potrebbe esserci molta più gente, perché non è così? Come si può fare per cambiare le cose? Semplicemente credendo in se stessi, nella propria anima e nella propria terra. Le cose possono cambiare, bisogna solo avere due cose, coraggio e fede. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ma poi uscimmo a rivedere le stelle. E voi siciliani siete in grado di attraversare l'inferno per poter vivere nello spettacolo di un mondo più giusto e felice? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno,
e saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa.